Eder. Mech. Pallister. Nel pomeriggio del 5 gennaio, a seguito dell'attivazione del piano di ricerche multiforze della signora Resinovic Liliana all'interno del parco del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico. Alle ore 16:10, il personale dei vigili del fuoco individuava il corpo senza vita di una donna. La stessa era presente in una zona boschiva a ridosso dell'arteria principale del parco, denominata Via Weiss, a cui si accede attraverso un piccolo sentiero posto a sinistra salendo la medesima via. Al termine della recinzione che scorre parallela alla strada, quasi all'altezza della chiesetta posta alla destra della via. Percorsi circa 45 metri del piccolo sentiero, costeggiato, sulla sinistra, da una recinzione alta circa 2 metri, con maglie larghe a rombo di colore verde. Di analoga fattura di quella che costeggia la richiamata Via Weiss, giaceva il corpo della donna, a terra, riverso oltre la medesima recinzione. La porzione di terreno erboso dove la donna era riversa aveva quasi la forma di un rettangolo costeggiato sul lato destro più lungo, dalla recinzione appena richiamata, mentre dal lato opposto a quest'ultimo vi erano alcuni rovi ed alberi che delimitavano una importante scarpata. L'accesso a questa porzione di terreno era possibile solamente dal primo lato corto del rettangolo che si incontra, sul lato sinistro, dopo aver percorso il sentiero che parte dalla Via Weiss. Il lato corto opposto all'ingresso era chiuso dalla rete ed, ai suoi piedi, era presente il corpo della donna. Sia il prato della porzione di terreno che il sentiero di accesso non presentavano importanti calpestio né evidenti ramificazioni schiacciate o spezzate che potessero far ritenere il contemporaneo passaggio di più persone. Anche la rete che componeva la recinzione appariva integra e non presentava alcun abbassamento o strappo che potesse far ritenere che la stessa potesse essere stata interessata da qualsivoglia azione meccanica. Nessun calpestio, quindi Liliana era arrivata lì volando. Il corpo della donna giaceva a terra, in posizione fetale, appoggiato sul lato sinistro, con la schiena quasi parallela al lato corto della recinzione e la parte frontale rivolta verso gli alberi ed i rovi che delimitavano la scarpata. Appariva con la parte superiore del busto infilata in un sacco di plastica per immondizie di colore nero. Analogamente, anche la parte inferiore del corpo era infilata in un medesimo sacco che terminava all'altezza del bacino. La posizione dei due sacchi lasciava scoperti parte del busto e dei fianchi, consentendo di rilevare come la donna avesse indosso un giaccone di colore grigio tipo piumino, pantaloni di colore scuro, una maglia intima color carne ed una borsetta di colore nero portata a tracolla da destra verso sinistra. Il medico legale, Fulvio Costantinides, sopraggiunto sul posto, effettuava un primo esame esterno sollevando parzialmente il sacco che copriva la parte superiore del corpo, non bloccato né con lacci né con nastro adesivo. L'operazione permetteva di evidenziare che la testa della donna era infilata in un ulteriore sacchetto di plastica di colore chiaro, di diversa dimensione, bloccato alla sua estremità da una cordicella annodata anteriormente con un fiocco alla base del collo, non particolarmente stretto allo stesso. Per quanto innanzi l'attività del medico legale veniva dal medesimo interrotta affinché non si disperdessero eventuali tracce utili al prosieguo delle indagini in corso, rinviando le operazioni in laboratorio. Ciò nondimeno lo stesso, prima di traslare la salma, effettuava un piccolo taglio del sacchetto all'altezza del volto, che consentiva di mettere in risalto alcune caratteristiche somatiche della Resinovic Liliana, quali il volto scarno ed, in particolar modo, la ciocca di capelli chiara, lato frontale sinistro. Adesso sappiamo che il corpo viene spostato di una decina di metri e che il personale sul luogo cerca l'orologio rosa per riconoscere Liliana. Tutto ciò non viene riportato. Il fatto che non venga riportato ci fa pensare male. Ovvero, se tutto ciò fosse stato fatto in trasparenza, non vedo perché non avrebbe dovuto essere trascritto. Una sommaria ispezione della borsetta portata a tracolla evidenziava la presenza al suo interno di una bottiglietta d'acqua parzialmente vuota e di un paio di occhiali di ugual fattura di quelli indossati dalla Resinovic Liliana nelle varie foto apparse sui social in seguito alla sua scomparsa. La salma è stata traslata presso l'obitorio comunale di via Costalunga. Il personale della polizia scientifica sopraggiunto sul posto per i rilievi tecnici di competenza poneva sotto sequestro 2 campionature di terriccio misto a fogliame prelevato dopo la rimozione del cadavere, rispettivamente sotto lo stesso zona latero-dorsale e zona superiore e spalla sinistra. In data 7 gennaio,
il medesimo personale di polizia scientifica effettuava una nuova ispezione dello stato dei luoghi dove era stato rinvenuto il cadavere della Resinovic Liliana, ponendo sotto il vincolo del sequestro un guanto da lavoro in tessuto elastico di colore nero bordato di giallo. Lo stesso era stato rinvenuto dopo aver percorso circa 2,7 metri del sentiero che porta allo spazio erboso dove era presente il cadavere. Analogamente, anche personale della squadra mobile effettuava una ricognizione dell'intero comprensorio, verificando ogni singola costruzione o caseggiato presente, non rilevando alcunché di significativo che potesse ricondurre ad un'eventuale presenza della scomparsa in quei luoghi, nei giorni precedenti al suo ritrovamento. A margine dell'odierna trasmissione si segnala che il Visintin Sebastiano, marito della Resinovic Liliana, verso le ore 21:30 del 5 gennaio, veniva soccorso da personale del 118 presso la sua abitazione di via del Verrocchio numero 2, avendo manifestato, poco prima, intenti suicidi ad un giornalista Rai che lo stava accompagnando a casa. Ma il personale della volante intervenuto ha notato che il Visintin appariva assolutamente tranquillo seppur amareggiato per la vicenda della scomparsa della moglie. È stata sentita il 6 gennaio Sonia, operatrice socio-sanitaria. La donna dichiarava che la mattina del 5 gennaio, alle ore 06:50, mentre si stava recando a prendere servizio insieme al proprio compagno Giampaolo, presso l'ambulatorio del centro percorrendo in discesa la via Ralli. Arrivata all'altezza di uno slargo dove sono presenti almeno 2 cassonetti dell'immondizia posti al lato di un edificio in disuso, aveva notato una persona con in mano una torcia elettrica accesa la cui luce puntava verso il basso. Questa persona stava camminando in senso contrario all'escussa, in salita, e si trovava sul lato sinistro della strada, prima dei predetti cassonetti posizionati sul lato sinistro scendendo. La donna precisava di aver avuto l'impressione che tale persona potesse provenire dalla strada che si trova sulla sinistra, subito dopo lo slargo e che le era sembrata strana la sua presenza, riconducendola sicuramente ad un uomo apparentemente anziano, vestito tutto di scuro, sia pantaloni che giacca, che portava sul capo un berretto scuro con una visiera corta, tipo coppola, di altezza media e di corporatura normale. Notava sul viso dell'uomo la presenza di una barba bianca. Ricordava anche che camminava lentamente guardando a terra. Il personale dipendente ha verificato l'eventuale presenza, sia all'interno del comprensorio dell'ex OPP che lungo le strade di accesso allo stesso, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati, rilevandone la presenza. Non appena acquisite le immagini verranno analizzate e il relativo esito sarà immediatamente comunicato. Rispetto a quanto da me detto il 24 dicembre oggi 30 voglio aggiungere che da quando la signora Liliana è scomparsa, io mi confronto con altre persone che sono in pensiero per lei. Mi sento telefonicamente con amici in comune e precisamente con Grassi, Laura e Risuleo Arturo. In una telefonata avuta con Laura il giorno 29 dicembre, discutevo con lei in merito al fatto che Sebastiano nega il fatto che Liliana andasse da un amico a lui sconosciuto a stirare le camicie. Laura in merito mi comunicava che lei tempo addietro, ma non ricordava di quanto, aveva assistito ad un piccolo diverbio fra Sebastiano e Liliana, dove Liliana stava dicendo a Sebastiano che lei non trovava nulla di strano ad andare a stirare le camicie da un suo vecchio amico, aggiungendo che era un amico dei tempi delle corse, senza nominare il nome. Sebastiano in quel momento, a dire di Laura, era rimasto contrariato. Poi voglio aggiungere che da quando è stata ritrovata in casa la borsetta di Liliana non mi do pace e quando vedo Sebastiano inizio a fargli 1000 domande, ma lui non risponde o rimane vago. A questo punto, visto che ero a conoscenza che Liliana e Sebastiano la sera dello scorso 13 dicembre erano a cena di amici loro, ho voluto risalire a quelle persone per chiedere delle informazioni. Tramite Risoleo mi sono fatta mettere in contatto telefonico con una certa Adriana,
che è stata ospite alla cena in questione. Alla donna ho chiesto se ricordasse la borsa che portava Liliana quella sera e anche il giubbotto. La stessa da subito mi ha risposto che lei per natura ha poca memoria e non ricorda quanto chiesto. Allora ho detto ad Adriana che questa cosa era importante e le ho chiesto se per caso poteva saperlo la mia Ela, ovvero la padrona di casa, la signora che aveva organizzato la cena. A questo punto Adriana mi ha comunicato che quest'ultima al momento si trova in Romania e che avrebbe provveduto a contattarla tramite WhatsApp e poi mi avrebbe fatto sapere. Dopo 10 minuti Adriana mi ha richiamata telefonicamente e mi ha detto che era riuscita a parlare con mia Ela, la quale non ricorda anche lei il colore della borsa, ma ricordava un particolare. Quando Sebastiano e Liliana erano andati via dalla cena, Sebastiano nel corridoio di casa aveva messo nella borsa di Liliana un coltello e quindi Miela presume che la borsa potesse essere rettangolare. In merito a questo particolare ho avuto occasione di parlare con Sebastiano e gli ho fatto rilevare che avevo saputo che nella cena del 13 lui aveva messo un coltello nella borsa di Liliana e chiedevo una volta rientrato a casa dove fosse finito il coltello. Lui come di consueto non ha risposto. Ieri parlando con Sebastiano mi ha riferito che la moglie cancellava dal telefono i messaggi e le telefonate. Gli ho chiesto come lui faceva a sapere questo particolare e lui, come al solito, non mi ha risposto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.